manifestazione storica per Nicemi. È dal tempo delle rivolte per l'acqua che non si vedeva tutta sta gente. Significa che il problema c'è e che la gente vuole effettivamente togliere queste antenne di morte da questo territorio, perché questo inficia tutto lo sviluppo, tutto quello che ci può essere per questa zona. È chiaro ormai che il governo italiano vuole il MUOS a tutti i costi. Quando si costituisce al TAR per impugnare le revoche della regione e chiede il governo italiano, il ministro della difesa, 25.000 euro al giorno a partire dal 29 marzo, significa che il governo ha chiaro una cosa: vuole il MUOS, ma il movimento No MUOS, i comitati sono vivi, oggi siamo qua, noi bloccheremo questo scempio, non vogliamo le antenne, le 46 antenne funzionanti e soprattutto le parabole non vanno costruite. Per abolire queste antenne, per il bene del futuro di tutti, di questa città, di Nicemi, e speriamo che ce la facciamo a questo corteo, che tutti abbiamo la speranza qua con questo futuro dei bambini e dell'ambiente, e speriamo che le distaccano. Per questo siamo qua, custodire la vita, ognuno di noi, che è importante, che con queste vengono delle malformazioni, delle malattie al cancro, tante cose bruttissime.